L'emergenza rifiuti di Porto Empedocle è diventato un caso su cui indagare. Da via Mazzini intendono chiarire tre cose: l'interruzione di pubblico servizio, ovvero il fatto che nei turbini si siano astenuti arbitrariamente per 14 giorni dal lavoro, poi accertare la configurazione dei reati ambientali ed ancora passare in rassegna l'appalto in sé. Ed era stata la stessa sindaca, pentastellata da Carmina, ad invocare l'intervento del procuratore Luigi Patronaggio. Intanto i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti accumulati dalla città marinara hanno finalmente una soluzione. Finalmente siamo a chiudere la questione con la Regione Sicilia, che si sta finalmente autorizzando, secondo quella che era la nostra richiesta del 16 giugno, a poter conferire tutto il materiale che giace nel nostro territorio in una discarica. Abbiamo già predisposto i mezzi, tutte le attività che si porranno in essere, attendiamo solo materialmente il decreto autorizzativo che ci hanno detto che stanno definendo, e alla firma passerà a tutti gli uffici regionali e a breve sarà pubblicato. Da quel momento in poi noi saremo autorizzati a rimuovere tutto quello che abbiamo nel territorio comunale e procederemo in breve tempo. In pochissimi giorni tutto rientrerà alla normalità. Quanto accaduto ieri mi ha molto dispiaciuta, anche perché con questi gesti in realtà si crea un ulteriore danno all'ambiente, perché i rifiuti non vanno mossi. Spero che questo sia un'esperienza per le prossime volte che si dovessero verificare situazioni di emergenza, dovute in questo caso non soltanto allo sciopero degli operatori ecologici. Avete visto che loro sono tornati a lavorare da qualche giorno, ma la situazione rimaneva grave per via della chiusura delle discariche. Altresì avete visto, come io avevo già preannunciato a qualcuno che mi chiedeva su Facebook che stamattina sarebbero cominciati i lavori, io ho chiesto di cominciare il ritiro dai portoni proprio per aiutare le persone nell'ingresso delle loro case e soprattutto dalle zone più popolari e popolose. Quindi hanno cominciato dall'altipiano Lanterna e dai grandi lavori, che sono le zone appunto più densamente popolate. Quindi se entro stasera, domani mattina, arriverà questo decreto, noi già siamo in condizione immediatamente di partire a razzo per ripulire la città. Quindi vi invito a evitare gesti che possono soltanto peggiorare la situazione e creare danni ambientali e pericoli per la salute. Ci vuole un minimo ormai di pazienza, perché siamo arrivati davvero alla soluzione.